Bisogna fermare questa delinquenza. Bisogna fermarla. Cresce la paura nel Veneto orientale dopo la rapina a Natascia Midena, la barista di Fossalta di Piave, svenuta 2 notti fa di fronte alla pistola dei banditi e depredata dell'incasso della serata e di tutti gli effetti personali. Tornata al lavoro, la donna inizia a raccogliere la solidarietà dei clienti. Un cliente mi ha lasciato la mancia mentre vai a mangiare la pizza. È un gran gesto perché non succede tutti i giorni. Uno shock per il paese dove è ancora forte la ferita per il violento colpo nella villetta della famiglia Visentin, una vedova cinquantenne aggredita, legata e tenuta sotto sequestro dai banditi per ore, tanto che il sindaco Sensini ha proposto l'avvio delle ronde divisi i cittadini. Abbiamo già le guardie giurate, abbiamo tutto quanto, se mettiamo anche i personaggi che fanno il coro viene fuori un caos. Può essere qualcosa che incentiva la sicurezza e può essere un'arma in più contro queste cose che accadono. Ronde no, ma bisogna fare qualcosa. Telecamere. Un'escalation di furti e rapine che non accenna a fermarsi in provincia. Un nuovo colpo è stato tentato la scorsa notte a Ponte Crepaldo di Eraclea. Qui un giovane di 34 anni è stato picchiato da 3 malviventi che erano riusciti a entrare in casa da una finestra lasciata aperta e, vistisi scoperti, sono fuggiti. Intanto da Padova, dove si sono riuniti 271 comandanti di stazione dei carabinieri di tutto il Veneto, l'annuncio che presto a Verona ci sarà una sede del RIS, un laboratorio di indagine emanazione del RACIS di Roma e del RIS di Parma. Assiemeremo a quella che è l'attività investigativa pura, che è demandata sempre all'investigatore, quindi all'uomo, quello che è l'ausilio importante della tecnologia.